Scendono in strada bloccando il traffico e mandando in tilt Mestre e Venezia con il blocco del Ponte della Libertà. Sono gli operai della Fincantieri di Marghera che, dopo l'annuncio shock dell'amministratore delegato Giuseppe Bono della ristrutturazione aziendale e l'esubero di 2.500 dipendenti, temono ora per la situazione veneziana già precaria. Noi viviamo su una prospettiva ancora di 2 sole navi, quindi abbiamo una garanzia di lavoro che tra l'altro deve essere ancora sottoscritta perché le commesse non sono acquisite, e abbiamo davanti almeno un anno di cassa integrazione. Si teme non solo per gli operai dipendenti ma anche per chi lavora da esterno, che potrebbe trovarsi senza lavoro da un momento all'altro. Qui tra l'altro su Marghera abbiamo una forte riduzione degli appalti in questo momento di scarico lavoro, perché anche qui siamo in cassa integrazione con 400 dipendenti posti fuori, abbiamo migliaia di lavoratori da appalti che sono a casa senza alcun ammortizzatore sociale. Si scusano gli operai e i sindacalisti per i disagi provocati alla cittadinanza e agli automobilisti bloccando il traffico, ma il lavoro è questione fondamentale per tutti. Stiamo lavorando su 2 navi e sebbene le dimensioni e il genere di prodotto che facciamo ha una lunga gittata nel tempo, in realtà siamo un po' agli sgoccioli, perché a quel punto avremo il 50% del cantiere scarico. E la situazione è davvero a rischio. Gli esuberi potrebbero allargarsi da Castellammare di Stabia, Riva e Sestri anche a Marghera. Lo sciopero di oggi, lo sciopero che abbiamo effettuato martedì, dice in modo esplicito che i lavoratori di Marghera sono contro il piano di tagli presentato dalla Fincantieri, diciamo no alle chiusure dei cantieri annunciate e siamo contro il taglio di 2.500 posti di lavoro annunciati dall'amministratore delegato.